Una vera e propria invasione, le immagini parlano da sole. Sono i pullman arrivati domenica carichi di turisti e visitatori in occasione della giornata conclusiva del Mandorlo in fiore. Ma il comune di Agrigento, forse non prevedendo un'affluenza così massiccia, si è fatto trovare impreparato. Quelle che vediamo sono soste di fortuna ritagliate nella zona nord della città, con disagi alla circolazione, anche con qualche incidente. Ma a fronte del disordine, le casse comunali che giovamento hanno tratto dall'applicazione della tassa di stazionamento? Noi ci limitiamo solamente a controllare, ma non per un fatto che sono tartassati, nel senso che non siamo sicuri che pagano, è un dovere che dobbiamo, giusto? Perché di solito loro, i pullman, quando arrivano ad Agrigento, già devono essere muniti di checkpoint per entrare nella città. Mi volete dire, ma loro lo sanno? Non so se lo sanno, il problema della diffusione che ad Agrigento adesso si paga c'è. Il nostro problema, Angelo, è basato su come vengono fatti questo tipo di servizio. Noi generalmente, con tutto il da fare che abbiamo inserito anche questo perché è un nostro dovere, e devo dirvi che qualche contestazione l'abbiamo fatta. Non parlo di numeri perché non ce l'ho i numeri esatti. Nella giornata di domenica c'è stato veramente il boom degli autobus, si è fatto un calcolo da 200 a 300 autobus che sono arrivati in città. E li abbiamo purtroppo dovuti sistemare in posti che, ahimè, intralciavano un pochettino la circolazione. L'argomento è stato lambito nel corso della nuova puntata di Target andata in onda ieri sera su TVA. In studio anche il consigliere comunale di Agrigento, Marco Vullo, che ha voluto dire la sua, non risparmiando critiche all'amministrazione Firetto. Abbiamo assistito ad uno spettacolo indecente. Io sono stato volutamente a Fontanelle perché sono andato a controllare questa situazione, perché la vicenda della tassa di stazionamento mi sta particolarmente al cuore, nel senso che è una proposta della Commissione del bilancio che io mi onoro di presiedere già nella vecchia consigliatura. Sono passati ben quasi 2 anni e mezzo affinché l'amministrazione prima e dopo si adeguasse nel far sì che venisse rispettata questa importante iniziativa, ma è anche importante misura di entrate di denaro per le casse comunali che dovrebbero essere poi stornate per far sì che quei famosi servizi legati al turismo fossero maggiormente incentivati. Però io sono curioso su quelli che sono i numeri reali delle eventuali sanzioni che sono state fatte a tutti questi pullman, perché sarà mia premura, già lo stavo pensando, di convocare immediatamente la Commissione di bilancio per avere chiarimenti.